Siamo tornati nuovamente in studio con il nostro consueto appuntamento con la CGIL, lo abbiamo detto prima, parliamo di pensioni, scuole, dipendenti pubblici, lo facciamo insieme a Mauro Visentini, segretario generale della CGIL di Treviso, buongiorno. Buongiorno. E con Lucia Celi, responsabile patronato Inca, CGIL, pubblico impiego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Partiamo subito dalla notizia, insomma, che sta facendo discutere. Queste novità, lei diceva prima novità, non novità, riguardo alle pensioni. Sì, si tratta ancora una volta di una promessa non mantenuta. Noi ci aspettavamo una demolizione della legge Fornero, che tanto è stata criticata da tutti, anche dalla CGIL, e invece ci ritroviamo con un saccheggio ancora della situazione precedente, perché se pensiamo al fatto che legge 104 è peggiorativa della legge 103 che già non dava risposte prima, se pensiamo che l'opzione donna è stata peggiorata ulteriormente, se si poteva addirittura peggiorare, e risposte a lavori usuranti, risposte a lavoratori precoci, risposte a come dire, situazioni di particolare crisi eccetera non sono date. Se ci aggiungiamo che sarebbe opportuno che il governo si accorgesse che anche la società è mutata e sta cambiando, che non ci sono più i nonni che fungevano da stato sociale, per cui in qualche maniera bisognerebbe o aumentare i servizi o pensare a chi ha alcune necessità che potesse uscire prima, noi non abbiamo visto nessun tipo di risposta, nessun tipo di risultato. Se queste sono le premesse non possiamo essere senz'altro contenti. Ecco, fra l'altro dico ai cittadini che se vogliono chiamare per fare qualche domanda agli ospiti, il numero lo vedete in sovraimpressione. La gente legge, guarda 103, 104, però in realtà insomma, non è facile capire quali sono le novità o non novità che sono state apportate o che saranno apportate in questa nuova. Vogliamo magari spiegare, cercare di far capire anche alla gente che cosa in realtà cambia? Allora, diciamo che dovremo vedere poi alla fine cosa ne uscirà da quello che ci stanno dicendo, perché dobbiamo aspettare tutto l'iter e dopo dell'iter anche le circolari interpretative dell'INPS, che in qualche caso possono anche modificare ulteriormente quanto ci è stato detto, comunicato. Diciamo che fondamentalmente a quanto pare la quota 103, che era nelle varie quote, siamo partiti da una quota 100, con tutto sommato un'età e un numero di contributi che potevano portare un'agevolazione, perché si partiva da 62 anni di età e 38 di contributi. Siamo arrivati a una 102, dove ad esempio per le donne di agevolazione sui contributi poca roba. Siamo arrivati a una 103 che prevede 62 anni di età e 41 di contributi, le donne normalmente vanno con 41 e 10. Arriviamo adesso a una 104 che è un ritocco della 103, se c'è un 4 presumo che ci sarà un aumento del requisito, che sia dell'età o che sia dei contributi o parte di una cosa, parte dall'altra, staremo a vedere cosa sarà, però dico, magari per gli uomini può essere un vantaggio di un anno qualcosa, bisogna capire con che scambio, perché ci sarà magari non un calcolo peggiorativo, ma dei vincoli su una qualsiasi attività che si possa fare dopo, perché ricordiamo che con le quote una persona, se anche vuol fare una piccola collaborazione, ci sono tanti problemi di compatibilità e cumulabilità. Perciò dovremo stare a vedere, ma voglio dire, non possiamo sostenere che con una 103, una 104, ma anche solo con la 100 si sia superato il discorso della riforma Fornero, perché la riforma Fornero è ancora il sistema di accesso alla pensione più usato e più, passatemi il termine, accessibile. Ecco, chi diceva spazio ai giovani, la vedo un po' dura. Sì, esatto. Continua, come dire, una persistente situazione di precarietà nei luoghi di lavoro che non agevolano assolutamente i giovani,
che non gli permettono di avere ovviamente un percorso contributivo tale da poter andare in pensione in maniera tranquilla quando sarà il loro momento. Anche qua noi avevamo chiesto degli interventi proprio per sanare i buchi contributivi eccetera, e ovviamente neanche questo si è fatto, ma neanche non se ne parla, per cui vuol dire che è proprio una partita che non vuole essere presa in mano dal governo. E si sono fatti tanti condoni, questo sì, i condoni a chi non paga le tasse, a chi non paga i contributi, a chi non rispetta le regole, questi sono stati premiati. Magari dopo i giovani ci stupiamo se fanno determinate scelte o se ne vanno. Ecco, tra l'altro ricordo che se ne vanno i giovani e non lavorano qua nel nostro paese, anche i pensionati avranno i loro problemi, perché ora le pensioni si pagano con i contributi di chi è al lavoro. Se la CGIL di fronte a questa proposta del governo farà qualche passo? Noi stiamo attendendo, oggi è riunito l'Assemblea Generale Nazionale della CGIL e all'ordine del giorno c'era una discussione su quali sono le opzioni da prendere successivamente alla manifestazione di sabato 7 che abbiamo tenuto a Roma in piazza San Giovanni e che ha visto partecipare non solo la CGIL ma circa 200 associazioni della società civile e che denunciavano come dire, le mancanze e le aspettative mancate di questo governo. Ora, rispetto a questo, oggi molto probabilmente si sceglierà anche di aumentare il carico di protesta, oltre che alla rivendicazione di richieste sulle nostre proposte, perché ricordo c'è sul piatto una serie di piattaforme che abbiamo presentato unitariamente assieme a CISL e a UIL e che sono ferme da qualche tempo, da diversi anni, e non hanno mai ricevuto risposte. E vogliamo ricordare quali sono le principali? Ad esempio la riforma del fisco, la questione della riforma Fornero delle pensioni, il tema legato alla sanità, il tema legato alla formazione e alla fine di tutto anche una prospettiva per questo Paese, nel senso che non possiamo avere un Paese con un'alta precarietà che possa traguardare il futuro, per cui anche un ragionamento rispetto a tutta la filiera della contrattazione che possa mettere in sicurezza i posti di lavoro, superando addirittura alcune forme di assunzione. Ora abbiamo 47 forme di assunzione oltre alla forma di assunzione a tempo indeterminato, e questo chiaramente non determina certamente un benessere né per i lavoratori, ma stiamo vedendo anche per le aziende, perché le aziende dopo la fine, non avendo fidelizzazione, non trovano i lavoratori che si fermano, e avendo come dire una sorta di precarizzazione si fa fatica a fare contrattazione, si fa fatica a rinnovare i contratti, e se si fa fatica a rinnovare i contratti non aumentano le buste paga. Rispetto a questo noi crediamo che serva un impianto totalmente diverso, e su questo noi sfidiamo il governo a ragionare e a entrare nel merito delle questioni per far progredire questo Paese. Se invece si passa come dire, la mano ai bonus, come dire, gli interventi a spot, o addirittura premiare i furbetti, a quel punto è chiaro che non si ha a cuore le sorti di questo Paese. Lei prima diceva il superamento della legge Fornero, in realtà in questa proposta non c'è nessun accenno, anzi. No, assolutamente. Noi chiedevamo il superamento della legge Fornero tenendo presente che non tutti i lavori sono uguali, tenendo presente che ci sono lavoratori che si possono permettere di rimanere al lavoro anche a una determinata età, e ci sono lavoratori invece che a un certo punto sono
esauriti, hanno finito la loro capacità di essere produttivi, di stare nei luoghi di lavoro, perché sono stati sfruttati per tanto tempo. Allora a queste questioni noi crediamo vada data una risposta perché non tutti i lavori sono uguali, una risposta perché dopo 40 anni di lavoro si possa pensare anche a ipotizzare un'uscita, una risposta perché si possa accompagnare dei giovani al lavoro in una sorta di staffetta fra vecchie generazioni e nuove generazioni, una risposta rispetto a, come dire, a sanare tutte quante quelle difficoltà che hanno prodotto una alta precarizzazione del mondo del lavoro e che in qualche maniera non sono previste nella legge Fornero. Faccio solo un esempio. Si è modificata la modalità con cui si va in pensione, passando dal sistema retributivo, dove il calcolo, dopo Lucia è più brava, magari lo spiegherà meglio, dove il calcolo lo si faceva sugli ultimi anni di lavoro e si calcolava la pensione sugli ultimi anni di lavoro, con il sistema contributivo, dove si fa un calcolo su una media di tutta la vita contributiva, dal primo giorno di lavoro all'ultimo giorno di lavoro, e non magari sugli ultimi 5 o 10 anni come succedeva prima. Bene, e si è introdotto questa modalità di calcolo della pensione e si sono accentuate le precarizzazioni, ovvero sia non si fanno lavorare i giovani o li si fa lavorare in maniera saltuaria, magari una volta a partita IVA, una volta in Cococò, un'altra volta al lavoro dipendente, un'altra volta come dire, a mezzo servizio, eccetera. Vuol dire che tu produci dei poveri fra 30-40 anni, quando non saranno neanche nelle condizioni di provvedere a se stessi. Questo è quello che noi chiediamo, di mettere le mani su queste questioni che sono abominevoli se non si vuole come dire, guardare dentro e se non si vuole mettersi una mano sulla coscienza e un'altra sul portafoglio, soprattutto sul portafoglio di chi in questi anni ha fatto una montagna di soldi. Ci sono realtà che hanno fatto una montagna di soldi, se pensiamo alla gig economy, se pensiamo alle case farmaceutiche, se pensiamo alle banche, se pensiamo a tutta una serie di realtà, alle imprese che lavorano con l'energia, quelle che vendono la corrente piuttosto che il gas, che hanno fatto una montagna di soldi. Bisogna andare là a prendere le risorse e bisogna fare una distribuzione, una redistribuzione che sia veramente equa, perché sennò sto paese non sta in piedi. Sto paese non sta in piedi e dopo, come dire, la gente si arrabbia e quando va bene se ne va, quando va male va in piazza. Molti se ne vanno, sono soprattutto i giovani, l'abbiamo detto davvero tantissime volte, purtroppo lo stiamo vedendo, c'è una fuga in altri paesi, in altre realtà dove la situazione sicuramente forse in questo momento è migliore. Entriamo proprio nel merito della retribuzione delle pensioni. Allora, possiamo fare un'analisi di quello che c'è e di quello che viene proposto. Allora, nulla si è fatto sul discorso della pensione di vecchiaia, ovvero in vecchiaia si va, per chi appartiene a un sistema di calcolo retributivo misto, si va a 67 anni. Ma chi è nel contributivo va a 71 nella peggiore delle ipotesi o a 67 in quella migliore, diciamo. Sulla pensione anticipata resta fermo fino al 2026 i 41 anni e 10 mesi per le donne, i 42 e 10 per gli uomini, è del 23 e sarà anche nel 24, come dicevo, fermo fino a tutto il 2026. Dal 27 in poi verrà fatta una valutazione dell'indicizzazione aspettativa di vita e il requisito, essendo agganciato all'aspettativa di vita, aumenterà. Ma oltre ad aumentare il requisito a pensione anticipata 41 e 10 o 42 e 10, più 3 mesi di finestra, ricordo, aumenta anche il requisito della pensione vecchiaia che diventerà 67,2, 67,3 e via dicendo. Non c'è uno stop a questo incremento. Questo per il cittadino cosa significa poi a livello proprio che si andrà in pensione? Sempre più tardi, sempre più vecchi, sempre più... ma non con un assegno che sia più importante. Questo bisogna anche capirlo perché... Noi abbiamo visto varie riforme, quella fondamentale, come diceva Mauro prima, la 335 del 95, che ha stabilito 3 sistemi di calcolo della pensione. Siamo passati da un sistema retributivo a un misto e a un futuro contributivo. Più si assottiglia nel calcolo della pensione la parte retributiva, sto parlando
della stragrande maggioranza dei casi, perché poi ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, no? Allora, nella stragrande maggioranza dei casi, più si assottiglia il periodo di lavoro svolto con il calcolo retributivo, più la pensione si discosta da quello che è lo stipendio. Ma stiamo parlando di cifre importanti, tant'è che il sindacato già nel 95, prevedendo il disastro economico futuro, si è messo in moto e ha proposto la previdenza complementare, che dovrà dare un aiuto alla pensione, diciamo, che si riceverà, all'assegno che si riceverà appunto dall'INPS, perché se vogliamo metterla giù in parole semplici, se io con a parità di versamento in un sistema retributivo porto a casa 1.000 euro, nel misto ne porto 800, ma nel puro contributivo mi trovo con 600. Questa è la proporzione della resa a parità di versamenti. Perciò bisogna che i giovani siano previdenti, i giovani dovranno ipotecare anche i loro TFR, i loro TFS, per crearsi una previdenza complementare che li aiuti a non essere dei poveri. Possibilità che purtroppo non hanno le persone ormai che sono già arrivate, insomma, ad un'attività ormai di anni. Ma che, ripeto, non hanno neanche i giovani, perché se un giorno lavoro per un supermercato, l'altro giorno lavoro per una fabbrica, l'altro giorno ancora per un ufficio e non sono mai fermo in uno stesso posto di lavoro perché sono precario, non potrò mai neanche fare una pensione contributiva integrativa. Anche la situazione di molti giovani che non sono dipendenti di nessuno, ovvero sono dei liberi professionisti, che sono professioni sempre più presenti. Teniamo conto che questi o si fanno delle assicurazioni private anche per la malattia e tutto, oppure si trovano scoperti sotto tutti gli aspetti. E c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da dove? Io chiamo da Verona. Il suo nome è? Il suo nome? Franco Paludi. Signor Franco, dica pure. Allora, io volevo dire una roba, perché è una roba che non parla mai nessuno, no? Allora, io ho versato prima del 96 i contributi e dopo il 96 non c'è niente. Ho versato 12 anni di contributi militare e non mi danno niente. Cioè, è una roba normale, non so. Ecco, le faccio rispondere subito. Purtroppo è così, ovvero, appartenendo a un sistema di calcolo misto, segue le regole del sistema di calcolo misto. Il sistema di calcolo misto prevede che io, per poter accedere alla pensione, devo avere un versamento minimo di 20 anni o almeno di 15 anni se versati entro il 92. Poi ci sono delle eccezioni, sono autorizzati i versamenti volontari prima del 92, vado ancora con i 15 anni, o per 10 anni precariato e allora posso ancora andare con i 15 anni. Ma altrimenti il signore, nella situazione in cui, che mi descrive, bisogna analizzare la situazione a fondo, però diciamo che potenzialmente avrebbe dovuto raggiungere i 20 anni, altrimenti con questi 12 anni li chiamano contributi silenti, se li tiene l'INPS e all'assistito non arriva niente. Questo è poi uno degli esempi. Se fosse stato un contributivo, ovvero se questi 12 anni fossero stati versati tutti dopo il 96, il sistema contributivo prevede un assegno inferiore per il suo calcolo e tutto, ma comunque garantisce una pensione a 71 anni attuali, ma con solo 5 anni di contributi. Perciò diciamo che avrebbe avuto più vantaggio se fossero stati contributivi, rendimento inferiore e tutto, ma avrebbe comunque avuto diritto a una pensione. Ecco, intanto la ringrazio della chiamata. Questa è una delle situazioni, tante si troveranno in questa medesima condizione. Purtroppo sì, per questo noi chiediamo di finalmente aprire questo tavolo e di approfondire le questioni nel merito, perché le situazioni sono tante, sono diverse e a tutte deve essere data una risposta che non può essere univoca, non può essere un taglio lineare come è stato quello della legge Fornero, ma non può essere neanche legge 103, 104, 105, 110, perché alla fine come dire, si rischia di dare delle risposte a chi non ne ha bisogno, nel senso
senso che la modalità di uscita, che era la 102 mi sembra, che dopo o 101 che dopo è stata trasformata in 102, non ha avuto dei benefici, non ha dato risposte, è stata utilizzata pochissimo, perché molti hanno preferito ad aspettare, perché era talmente penalizzante quella scelta che soltanto chi era costretto in qualche maniera ha avuto accesso, però non ha dato le risposte ad esempio a chi era caregiver, che aveva dei genitori da seguire o dei figli da seguire a casa, a chi era come dire, in una crisi aziendale, a chi come dire, aveva delle questioni usuranti per se stesso, cioè, per cui sono proposte o provvedimenti talmente generici e talmente lineari che non rispondono alle vere esigenze di un mondo del lavoro che è sfaccettato e che dopo ha queste situazioni. Sì. C'è un attimo solo, c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Cristina da Verona. Buongiorno. Io avrei un quesito, perché mi sono un'insegnante di conservatorio e mi trovo come molti altri miei colleghi che abbiamo una doppia contribuzione, nel senso che siamo appunto dipendenti pubblici della scuola e abbiamo anche però tanti contributi ENPALS, nel senso che molti hanno fatto la carriera di concertista, di orchestrale, eccetera eccetera. Io sto cercando di far riunire le due cose, che per 10 anni sono stata sia docente sia attiva come artista. È un macello, nessuno la sa fare. Se voi mi potreste indicare qualcuno per poter fare questa riunione di carriere, perché veramente ho chiamato, io abito a Verona, ho chiesto all'INPS di Verona, il quale mi hanno fatto prendere un appuntamento, e quando sono andata là mi hanno detto ma noi non sappiamo niente dell'ENPAS, devi prendere il treno e andare a parlare giù a Roma. La cosa mi ha lasciato un po' stupita, perché per avere un minimo visto che io le tasse ne ho pagate, e le ho pagate tante, perché praticamente le ho pagate da dipendente, quindi non ho potuto evadere neanche una lira o un centesimo. Voi sapreste dirmi dove poter andare a chiedere aiuto, a chiedere consiglio? Sì. Allora, il problema dell'ENPAS è un problema abbastanza serio, ovvero l'ENPAS viene gestito solo esclusivamente a Roma, ok? Perciò bisogna creare un contatto con l'ufficio di Roma. Diciamo che noi come CGIL abbiamo la fortuna di potersi avvalere del supporto di una collega, presentiamo delle domande, la forniamo di un'autorizzazione e la collega ogni 2 volte al mese o su necessità si reca personalmente allo sportello dell'ENPAS per chiedere la risposta in base a quello che noi chiediamo. Comunque i contributi dell'ENPAS sono cumulabili o ricongiungibili alla gestione pubblica. Diciamo che la ricongiunzione ai noi è onerosa, il cumulo è un modo di utilizzarli assieme anche per raggiungere un requisito pensionistico, è gratuito e può dare un accesso alla pensione prima, voglio dire. Io posso dirle che come in CGIL a Treviso do per scontato che anche al patronato INCA CGIL di Verona lei possa trovare una persona. No, purtroppo a Verona mi hanno detto di no. Purtroppo a Verona mi hanno detto che non sanno niente. Io ho scritto con una PEC all'ENPALS di Roma. L'ho scritto ancora a giugno, che dovrebbero dovuto rispondermi. Mai neanche mezza risposta. Per cui lo so, è difficile, capisco signora, è frustrante. Però, sì. Quindi mi toccherebbe venire a Treviso, da Verona mi toccherebbe venire, che io tanto sono CGIL, sono come una della CGIL, mi toccherebbe venire fino alla CGIL di Treviso eventualmente. Ma guardi signora, se lei poi ci lascia il numero di telefono, magari la contatto e facciamo 2 parole e vediamo se in qualche modo, senza farla scomodare troppo, riusciamo ad aiutarla, va bene? Fantastico, molte grazie. Il mio numero ce l'hanno qui alla televisione. Me lo faccio lasciare. Ok. La ringrazio. Grazie. Ecco, situazione anche abbastanza complicata anche nei dipendenti pubblici, insomma. Assolutamente sì. Quello che io volevo aggiungere in merito alle pensioni e di queste quote, che sia l'opzione donne, che sia... il problema grosso è che non c'è niente di strutturale, ovvero abbiamo norme che hai adesso, non sai se ci sono domani, non riesci a dare una certezza alle persone e la cosa peggiore è proprio questa sensazione di incertezza. Io parlo dell'APE sociale alle
alle insegnanti delle scuole primarie che sono state riconosciute l'anno scorso, voglio dire, come lavoro gravoso, e già dall'anno prossimo a quanto pare l'APE sociale non ci sarà più, perché la accorpano all'opzione donna e chissà cosa ne verrà fuori, ma per quanto vale? Solo per il 2024, e nel 2025 cosa succederà? Capisce che questo clima di incertezza fa anche prendere a volte alle persone delle decisioni che non sono così vantaggiose economicamente. Noi abbiamo persone che hanno utilizzato l'opzione donna perché dicono: chi lo sa se poi ci sarà qualcosa d'altro, la uso o non la uso, ci sarà una norma che mi penalizza meno dell'opzione donna, perché voglio ricordare che noi uno sguardo sul puro contributivo già lo abbiamo messo, perché l'opzione donna ti applica un calcolo puramente contributivo, e quando si dice la penalizzazione è grande dobbiamo ricordarci tutti che dispiace lasciare lì quella fetta di pensione, ma ricordiamoci che i nostri figli non avranno scelta, perché il calcolo di pensione sarà quello per loro. Perciò quando un dipendente pubblico vede decurtato il proprio assegno del 30% perché fa una scelta in opzione donna, ricordiamoci che i nostri figli non avranno nessuna scelta e avranno una pensione che sarà veramente, rispetto allo stipendio, mettiamoci tutto il precariato e la moltitudine di tipologie di lavoro che devono fare, sarà veramente le pensioni miserrime. Buongiorno. Abbiamo una chiamata? No, non sento nulla. Sì, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a metterci in contatto, se ci sente. No, ha desistito. No, vediamo se riusciamo magari a ripristinare il collegamento con il cittadino che voleva fare probabilmente una domanda. Quindi situazione... Sì, stavo dicendo adesso anche l'APE sociale a quanto pare l'anno prossimo non verrà proposta. L'APE sociale in qualche maniera dava un po' una mano a delle situazioni che possiamo dire difficili, a un'età di 63 anni, perciò mica giovanissimi, con dei contributi, anche qui assurdo, se sei disoccupato bastano 30 anni, se fai un lavoro gravoso e pesante 36. Pare un po' una cosa che non sta in piedi, però queste erano le regole. A quanto pare l'APE sociale verrà accorpata all'opzione donna e verrà fatta appunto questa nuova uscita flessibile, l'età 63 anni, 36 anni di contributi, 35 per le donne. E vorrei dire anche di quello che ci era stato in qualche maniera ventilato e promesso di una riduzione consistente del requisito, ovvero di 1 anno per ogni figlio avuto dalle donne, perché vorrei far presente che lavorare è difficile per tutti, ma mandare avanti una famiglia, crescere dei figli con poca assistenza da parte dello Stato su scuola, asili, eccetera, mantenere il posto di lavoro, rimetterci stipendio e salario, perché così è, dobbiamo dircelo, e non avere nessuna agevolazione, una riduzione del requisito dell'età o dei contributi non è che sarebbe stata male. Certo. Ecco, c'era di nuovo la chiamata, vediamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, il suo nome? Franco, Chiama da dove? da Treviso. Buongiorno signor Franco, dica pure. Niente, io volevo chiedere questo. Io sono già pensionato e lavoravo in aviazione. Poi dopo sono andato via e ho fatto 23 anni in aviazione, quindi prendo già la pensione, quella piccola dell'aeronautica. Ecco, poi dopo sono andato via e ho aperto una fabbrica che ho lavorato per 30 anni. Salvi se quanto mi dà di pensione per quanto riguarda la fabbrica, 240 euro. Con 30 anni Mi di pare contributi. strano. Io ho versato sia il fisso che quello che guadagnavo, ecco. Ecco, le faccio subito rispondere. Fa impressione, se posso dire, 200 euro, 30 anni di versamento.
non è che posso fare un'analisi così. Io quello che posso dire è che tra i servizi che offriamo alla Link CGIL c'è anche un servizio molto importante di controllo delle pensioni, sia delle pensioni dei privati, autonomi, dipendenti, e anche delle pensioni dei dipendenti pubblici. Facciamo questo controllo e facciamo anche il controllo della liquidazione del TFS. E nel caso in cui riscontriamo, come succede spesso perché ne facciamo tante, ci attiviamo anche per fare le richieste di ricalcolo. Ecco, quindi l'invito al cittadino è, signor Franco, di recarsi e chiedere il controllo. Di chiedere un controllo proprio a loro in modo da capire se c'è stato un errore. Sì. Signor Franco. Devo venire alla CGIL? Sì, a Treviso. Sì, visto che lei è anche di Treviso. Sì, sì. E chiedere? Vabbè, basta che dica che vuole fare il controllo della pensione e la indirizzeranno dai colleghi che si occupano di questo. Va bene. Okay. La ringrazio. Insomma, c'è un po' di tutto. Una situazione a parte di incertezza e questo, ma anche proprio di grande confusione, certo, di grandi... Perché poi se questo signore, voglio dire, il signor Franco, per un tot di anni ha percepito 200 euro e insomma per 30 anni di lavoro, insomma qualcosa forse... Sì, qualcosa non ha funzionato, no, probabilmente. Il tema è un tema complesso che ha la necessità di avere anche, come dire, una sorta di approfondimento da parte di persone esperte. Fortunatamente noi riusciamo a dare questo tipo di risposta e di supporto ai pensionati e ai cittadini. È chiaro che dopo ogni storia è una storia a sé, certo, nel senso che c'è chi appunto ha lavorato in aeronautica, dopo è andato sul privato, c'è chi ha fatto il contrario, c'è chi come dire, è stato all'estero, per cui ci sono tante situazioni che meritano di essere in tanti casi approfondite e pertanto l'invito è quello di passare presso i nostri uffici e di chiedere una verifica, un controllo della pensione. Anche a volte per chi ha lavorato sempre nello stesso posto, perché può essere che comunque un errore nei calcoli o nelle rivalutazioni sia stato fatto e per cui una verifica non sta mai male. Ecco. E sempre più le persone vengono da voi per chiedere informazioni? Beh, noi nel panorama della provincia di Treviso, dove insistono circa una decina di patronati, noi sostanzialmente rappresentiamo circa il 45% delle pratiche che arrivano all'INPS durante un anno, per cui insomma tante persone si affidano a noi e questo ha fatto sì, uno, che noi potessimo affinare anche delle modalità e delle competenze che raggiungi solo quando hai tante persone che si avvicinano e che ti sottopongono anche a determinati casi che possono essere diversi e sfaccettati. Certo. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno, e il suo nome? Io sono Paolo da Conegliano. Buongiorno, dica pure. Volevo chiederle alla signora, per quanto riguarda, io quest'anno ho terminato la NASPI, ho 62 anni, che opportunità ho per quanto riguarda la pensione oppure eventualmente di altre soluzioni, visto che l'APE sociale è stata eliminata per il 2024? Allora, mi tocca dire dipende, perché sempre più l'accesso alla pensione è un abito sartoriale, dico io, cioè è troppo personalizzata perché bisogna capire quanti anni di contributi ha, dove sono versati. Faccio un esempio, se una persona ha una posizione in gestione separata c'è una possibilità di uscita rispettando determinati requisiti anche a 64 anni anziché a 67. Cioè, le possibilità di accesso alla pensione sono talmente, diciamo, diverse tra di loro in base alla contribuzione e a dove si colloca la contribuzione che bisogna fare un'analisi della sua posizione. Adesso ha finito la NASPI, ad esempio io un consiglio che do sempre a chi accede alla disoccupazione è di farsi un'autorizzazione ai versamenti volontari senza pagare.
essere autorizzati, perché già l'autorizzazione, se non già autorizzato precedentemente, è sempre stata storicamente un salvagente. Faccio un esempio, il signore di prima che ci diceva che aveva 12 anni di contributi prima del 95. Se fosse stato autorizzato i versamenti volontari entro il 31/12/92, anche in assenza di versamento volontario, potrebbe accedere a pensione con 15 anni anziché 20. Sicché diciamo il versamento volontario è sempre stata una forma di tutela, questa autorizzazione, perciò io la invito a venire nei nostri uffici dove è più comodo, fare un'analisi della sua situazione, vedere se c'è una situazione che c'è o se si può creare un accesso alla pensione che sia prima dei 67 anni. Va bene. Bene. Ringrazio. Grazie a lei. Insomma, davvero tante domande, tanti dubbi, insomma, la richiesta a tutti quelli comunque di andare in pensione, di riuscire insomma un po' ovviamente a godersi la vita dopo aver lavorato, e ci sono sempre più incertezze. Anche perché il mondo del lavoro è sempre più complicato, certo, e sempre meno, come dire, è sempre più difficile ad avere una prospettiva rispetto a cosa succederà domani, e le cose che sono già successe abbiamo sempre visto che la situazione del giorno dopo è peggiore del giorno prima, e pertanto c'è la rincorsa ad andare ad uscire e a raggiungere, a mettersi in salvo il prima possibile, vorrei dire così. Allora, rispetto a questo è ovvio che se c'è una legge che dà delle certezze anche a chi è al lavoro e magari sa che non cambia perché c'è un accordo e c'è una come definizione della questione, a quel punto è ovvio che magari uno sta tranquillo nel proprio posto di lavoro, o si fa i suoi conti se gli conviene uscire o come uscire, e mette anche tranquillità nella società. Differentemente il rischio è che abbiamo sto impazzimento che tutti chiedono, tutti vogliono, e alla fine c'è paura che la situazione che domani continui ad non ci siano allungarsi, più come le dicevamo condizioni prima. di oggi, questo è il tema. Un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, Lei chiama da dove? sono Lisa da Padova. Buongiorno, dica pure. Un'informazione, io vorrei capire come funziona il discorso del lavoro precoce, cioè avendo cominciato nell'83 a 14 anni, è considerato precoce oppure no? Vorrei capire un attimo che requisiti. Grazie, Ok. dica pure. Allora, il lavoratore precoce è quel lavoratore che al compimento del 19° anno di età ha almeno un anno di contributi. Ma non è che se io sono precoce perché esco in pensione prima. Oltre ad essere precoce, devo avere anche l'ulteriore requisito. I 41 anni, che voglio dire per un uomo può essere una riduzione del requisito di quasi 2 anni e per la donna di 10 mesi. Perché 41 per tutti, uomini e donne. Ma oltre ad avere i 41 anni e essere un precoce, io devo essere o invalido, o al 74%, o assistere una persona disabile con me convivente da almeno 6 mesi, o far parte delle categorie dei lavoratori cosiddetti ad attività particolarmente gravose o usuranti, oppure devo essere un disoccupato, aver usufruito della disoccupazione e aver cessato la fruizione della disoccupazione. Perciò non è mai stata fatta una norma che in qualche modo agevoli le persone che hanno cominciato a lavorare molto giovani. Ok? Perché oltre alla norma devi avere anche il lavoro, gli altri requisiti. gli altri requisiti, insomma. Ok? Perciò signora, con il precoce lei può accedere coi 41 anni, e poi qual è il problema? Che la domanda la devi fare nell'anno in cui raggiungi il 41esimo. Allora, se lo raggiungi a dicembre, puoi sperare di avere la risposta da parte dell'ente in tempo. Ma se il requisito dei 41 io lo faccio a gennaio, febbraio, marzo, presento la domanda entro marzo, mi rispondono a settembre, tempo che faccio le dimissioni, ho già raggiunto come donna i miei 41 anni e 10 mesi e vado con la pensione ordinaria, voglio dire, perciò ci sono tante cose che sono complicate e che sembra che ti aiutino, ma nel concreto l'aiuto è piccolo. Infatti, quindi praticamente sì. io
essendo solo precoce come età, diciamo, avendo cominciato a 14 anni, io vado quindi con 10 a qualsiasi età. Quindi precoce o non precoce, di quel precoce non ha una agevolazione concreta, ecco. Ok, Va bene. ho capito. Mi dispiace. La ringrazio. Insomma, sento veramente poi fra l'altro domande davvero diverse, con quesiti diversi. Bello. Sì, nel senso che davvero ognuno, come dicevamo prima, ognuno ha una propria storia, una propria, però il risultato è che un po' per tutti effettivamente non ci sono agevolazioni, non ci sono prospettive in questo momento, e quelle che si sperava fossero dei miglioramenti in realtà non lo sono. Allora, diciamo che la legge Fornero è intervenuta in un momento in cui la situazione del paese era particolarmente difficile, se non drammatica, e pertanto è intervenuta con un taglio lineare per tutto e su tutti, indipendentemente dalle varie condizioni. Noi non lo abbiamo condiviso fin dall'inizio, ma tant'è, nel senso che la legge Fornero è del 2012, per cui sono passati 11 anni. In questi 11 anni noi abbiamo chiesto ai diversi governi che si sono succeduti di poter intervenire in maniera come dire, precisa e anche, se vogliamo, chirurgica su questioni particolari, perché non tutti i lavori sono, come abbiamo visto e capito, sono uguali, e non si è mai intervenuto in maniera definitiva, se non con alcune forme che è l'APE sociale o i gravosi, i precoci, eccetera, però sono tutte quante situazioni che ogni qualvolta si rimette in discussione vengono peggiorate, e in definitiva una legge precisa che sia utile a chi ha lavorato e sia utile anche per capire cosa mi conviene fare non soltanto il giorno dopo, ma anche fra un anno, fra 2 anni, fra 5 anni, non c'è. È quello che noi chiediamo. E soprattutto chiediamo che questa legge non guardi e riguardi soltanto chi è in procinto di andare in pensione, ma che dia un occhio anche alla questione dei giovani, che sono quelli che devono lavorare per versare i contributi e che devono avere anche un vantaggio nel versare i contributi, perché se no, se non c'è un vantaggio nel versare i contributi, il rischio è che la gente si arrangi in un'altra modalità, e questo sarebbe il disastro per tutti. Un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Agostino da Santa Giustina in Colle. Buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere un'informazione. Allora, 2 anni fa io sono andato in pensione, facendo tutte le cose che ho fatto, il CAF mi chiede: tua moglie come è messa? E ho detto: guarda, mia moglie ha lavorato per 17 anni e ha iniziato poi ha deciso col secondo figlio di rimanere a casa. Allora ci hanno consigliato, sto pagando in questo momento, di fare dei versamenti volontari, perché ci hanno detto, essendo con il progetto donna, una cosa del genere, facendo 20 anni di contributi, 60 di età, in teoria dovrebbe già andare con una pensione piccola, che poi a 67 anni viene integrata con la pensione della minima. Ok, e fin qua è andata bene, io ho cominciato a fare i versamenti, tutto ok. L'altro ieri, parlando con un'altra persona, mi fa: guarda che non è niente vero, non prende niente, e volevo capire se è vero o no sta storia. Non so se mi sono spiegato. No, si è spiegato molto bene. Allora, accesso a 60 anni era prima della Fornero, ovvero l'età della vecchiaia per le donne era 60 anni con almeno 20 anni di contributi. È altresì vero che se la posizione assicurativa di sua moglie si colloca anche per un breve periodo prima del 95, l'unico modo per accedere a una pensione per sua moglie è quella di raggiungere i 20 anni di contributi. Perciò positivo che lei stia pagando i versamenti volontari. Ma dal 2011 in qua l'età di uscita pensionistica per le donne di vecchiaia si è equiparata a quella degli uomini, facendo un salto subito ai 65 anni e poi nel tempo essendo incrementata dall'aspettativa di vita e arrivando ad oggi ai 67 come per gli uomini. Perciò sua moglie avrà diritto sì alla pensione di vecchiaia, ma a 67 anni.
Io però volevo... 67 poi dipende quando li compie, perché presumibilmente... Fra 10 anni. Lì potrebbero fra 9 anni. Lì potrebbero essere anche 68, perché dal 2027 dovrebbe ripartire l'incremento del requisito. Io una cosa volevo chiederle però in più. La moglie è rimasta a casa per i figli. Verifichi che le maternità siano in ordine. E che... Sì, no, ho già fatto tutte le verifiche, Okay. hanno detto guarda, ti mancano 160 settimane per arrivare ai 20 anni e io li sto pagando. Ma le chiedo un'altra cosa, ha avuto figli in periodi in cui non lavorava? No, sempre lavorando, tutti e due. Lo dico perché magari ci sta ascoltando e magari sta facendo versamenti volontari. Il decreto legislativo 151 del 2001 prevede che alle donne che hanno avuto maternità in periodi in cui erano inoccupati vengano inseriti in estratto contributivo i 5 mesi di maternità obbligatoria, che sono validi a tutti gli effetti per raggiungere il requisito dei 20 anni, voglio dire. Perciò magari non sta pagando. Lei lavorava, poi ha lasciato dopo che ha fatto tutta la maternità del secondo figlio, e poi ha deciso di, non avevamo nonni, non avevamo nessuno che ci dava una mano, ha dovuto pensare a stargli dietro i ragazzi, insomma, ecco. Posso chiederle una cosa in più? Lei paga tutti i trimestri? Io pago ogni 3 mesi, faccio quasi 1.000 euro al colpo. Perché un consiglio che io do ai nostri assistiti è quello di pagare anche un trimestre all'anno. Perché non si sa mai che magari i figli poi sono grandi e metti che sua moglie abbia la fortuna di trovare un lavoro che le va bene, che le fa comodo, e lei sta versando dei contributi che alla fine si risultano in più. Mi spiego. Non è obbligato a versare tutti i bollettini di tutto l'anno. È ovvio che lei deve raggiungere un requisito, ma può versare anche 1 o 2 bollettini all'anno. È che l'INPS mi ha già mandati... Ma tu paghi quello che vuoi e quello che non paghi lo butti. Ah, ok, ho capito. Questo non me l'hanno detto. Non è un obbligo, perché se a sua moglie mancano 10 anni e in questi 10 anni deve pagare tutto sommato poco più di 3 anni di contributi, è inutile dissanguarsi versando così in tutti subito, voglio dire. Può scegliere, io dico sempre alle persone, a Natale la 13ª la dedichi al bollettino e intanto ti avvicini al requisito. Poi ti ritrovi che non hai lavorato o magari lavoro un breve periodo, per quel periodo fai un bollettino senza le settimane lavorate, perché i bollettini si possono anche tagliare e adeguare alle esigenze, no? Diventa un po' più leggero. Cioè ci tengo che lei sappia che non è obbligato a pagare tutti i bollettini che l'INPS le manda. Lei nei 4 annuali può scegliere di pagarli tutti e 4, 1 o 2. Ha tempo davanti, versi magari 1 o 2 bollettini all'anno, si avvicina al requisito e non si trova magari a dover tirare fuori subito tutti questi soldi. Okay? No, perché non mi avevano detto così, mi avevano detto guarda, se tu non paghi i bollettini che ti arrivano, questa è stata il Campo. No, non c'è una decadenza se si salta un bollettino, va bene? Mi aveva detto così, guarda, devi pagare, mi raccomando, perché se li salti ti rimangono indietro tutti i soldi che hai versato. Allora, non è così, quindi abbiamo... Bisogna stare attenti a pagare il bollettino con la scadenza giusta. Se lo paghi in ritardo te lo restituiscono. Perciò lei paghi quello giusto, ma ne può pagare 1 all'anno, per dire. Perfetto, la ringrazio intanto. Siccome siamo in chiusura, io volevo parlare anche di una manifestazione che ci sarà il 21 di ottobre a Treviso, in Piazza Indipendenza. Sì. Come ogni anno noi facciamo CGIL in piazza, è il sindacato di strada così chiamato, e saremo in piazza con tutti i nostri servizi, per cui con l'Inca troverete senz'altro Lucia e le altre colleghe dell'Inca, con l'ufficio legale, l'ufficio vertenze, con il CAF, con le categorie, le varie categorie merceologiche, dai metalmeccanici all'edilizia, eccetera. Per cui chi avesse voglia di fare un passaggio o magari volesse qualche informazione, sabato mattina noi siamo in piazza Indipendenza a Treviso, accanto a Piazza dei Signori, fino dalle 9 a mezzogiorno circa.
Quindi disponibili a poter rispondere, incontrare i cittadini, rispondere anche alle domande. Abbiamo visto tantissime le domande, Certo. insomma una possibilità importante questa che dà la CGIL di trovarsi in piazza e poter rispondere a queste domande. Assolutamente sì. Ricordiamo l'appuntamento dunque sabato 21 ottobre 9:30, Piazza Indipendenza a Treviso. Sì. Siamo arrivati al termine, quindi io ringrazio davvero per essere stato con noi Mauro Visentin, Lucia Celi, tante le domande perché è un argomento che purtroppo fa discutere perché riguarda la vita delle persone. Esatto. Quindi grazie davvero per essere stato con noi, noi ci ritroviamo sempre al mercoledì, il prossimo appuntamento con altre chiamate, altri argomenti con la CGIL. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie anche ai registi che ci hanno seguito, l'appuntamento per la prima lezione invece per domani. Grazie, arrivederci.